Direttore, una conferenza stampa oggi per illustrare gli scavi che avete fatto e le novità che avete trovato in un grandissimo parco archeologico come quello della Valle. Sì, si conclude il terzo ciclo di scavi che stiamo conducendo con le nostre archeologhe, poi a cominciare dalla dottoressa Parello e l'Università di Pisa con il professore Adornato, quindi abbiamo indagato sul Tempio di Giunone, questo già da un paio di anni, e si concludono gli scavi. Sono scavi che abbiamo condotto secondo due filoni, che sono quelli dell'approfondimento scientifico e della divulgazione, perché abbiamo fatto cantiere aperto, abbiamo fatto educational con dottorandi e con le guide turistiche abbiamo dato loro una possibilità di un ulteriore approfondimento. Che cosa abbiamo trovato di nuovo in questo approfondimento? Bene, abbiamo ormai con dei rilievi fatti abbiamo capito della preesistenza di un tempio prima del Tempio di Giunone, e successivamente proprio la settimana scorsa in uno scavo nella parte sud orientale abbiamo ritrovato una statuetta Fittile di Atena. Questo sembrerebbe presagire a un'attribuzione diversa da quella a cui siamo abituati e che è qui da 500 anni, e che attribuisce il tempio alla divinità di Giunone, quando invece potrebbe essere attribuito a un'altra divinità, nella fattispecie Atena. Sono notizie importanti, notizie che stiamo con l'università approfondendo e che approfondiremo, ma che portano a scenari a cui non eravamo preparati, ma che attraverso il lavoro incessante che abbiamo fatto sul Tempio potrebbero portare a questa nuova descrizione e attribuzione. Dottoressa Parello, allora quale novità ci può dare a consuntivo di queste attività di scavo che sono state fatte? Le novità le presenterà adesso il dottore Adornato. Io posso semplicemente dire che siamo molto contenti di aver creduto in un aspetto della politica culturale del parco, che è quello della condivisione della ricerca. È un progetto a cui lavoriamo ormai da oltre un decennio e che ha dato veramente frutti molto interessanti, facendo crescere moltissimo la ricerca a Cragantina. Noi archeologhe del parco lavoriamo in sinergia con tantissime missioni, condividendo i risultati della ricerca, partendo dall'idea che soltanto attraverso la condivisione la ricerca può volare come sta volando davvero in questi anni. Sul teatro abbiamo qualche novità? Le novità sono quelle che già ha esposto la direzione, ovvero aspettiamo che si concluda l'iter di un finanziamento che ormai, di cui ormai si parla da un pezzo. Un'attività intensa, produttiva, ma anche con tantissime novità. Questa è la terza campagna di scavo, avviata alcuni anni fa in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con il direttore Sciarratta e con la dottoressa Parello, che ha preso in esame uno dei più celebri monumenti della Valle di Agrigento, vale a dire il Tempio D, noto in tutte le fonti come Tempio di Giunone, grazie a questa ipotesi formulata nel 1558 da Tommaso Fazzello. Da allora ai giorni nostri questa denominazione, l'intitolatura del tempio, è invalsa nella manualistica ed è utilizzata ancora anche al parcheggio, alla biglietteria proprio di ingresso alla valle. Grazie ai nostri scavi, che si svolgono per circa 4 settimane all'anno, siamo riusciti ad individuare proprio sulla collina, sul punto più alto della città, una fase di frequentazione dell'area proprio al momento dell'arrivo dei coloni, intorno al 580 a.C., un'area che viene poi strutturata
intorno al 540-530 a.C. grazie alla costruzione di un tempietto di dimensioni modeste come gli altri tempietti, come quello di Vulcano, il Tempio G, oppure i tempietti del santuario delle divinità Ctonie o Porta Quinta. Un altro tempietto va ad aggiungersi a questi templi già noti proprio sotto il Tempio di Giunone. Questa fase, che è testimoniata sia dalle terracotte architettoniche sia dalla copertura del tetto di questo edificio, ci ha restituito molta ceramica, resti combusti, statuette fittili di una divinità più o meno generica, con Polos, una divinità femminile che però non era stato possibile identificare meglio. Grazie alla campagna invece di questo anno siamo riusciti, con un rinvenimento del tutto eccezionale, a ipotizzare un'alternativa, un'ipotesi diversa da quella formulata di Fazello, immaginando non un eraion, non un santuario dedicato ad Era, ma un Athenaion, quindi un santuario dedicato proprio alla dea Atena. Dallo scavo proviene sia una testa da cui è riconoscibile l'elmo e un braccio che doveva portare probabilmente una lancia in pugno, e questo identificherebbe l'Atena come guerriera, come Promachos.